Anche ieri il segretario Stefani ha provato a sistemare le cose, anzi ringrazio l'estrema correttezza del segretario Stefani. Poi però ad alcune dichiarazioni del possibile candidato sindaco ha proprio causato, penso, la rottura definitiva. Fallita anche l'ultima mediazione. Il retroscena che non ti aspetti fa capire quanto la partita di Vittorio Veneto pesi nel difficile scacchiere elettorale del centrodestra alle comunali. In questi giorni, financo le ultime ore, il segretario regionale Alberto Stefani ha cercato di ricucire almeno a Vittorio lo strappo politico con Darè, sondando la possibilità di vederlo a sostegno della Lega e del centrodestra con una sua lista civica in appoggio a Gianluca Posocco o in alternativa a Giovanni Braido, l'altro nome che da mesi era sul taccuino prima che il Carroccio sembrasse virare sul delfino di Darè. Ma sarebbero state proprio le ultime esternazioni di Braido contro l'europarlamentare, basta essere succubi di lui, a chiudere definitivamente una eventuale apertura del leghista espulso più famoso. Così come non solo la vicinanza di Posocco ad Arè, ma anche le divisioni in seno alla sede vittoriese hanno messo definitivamente in rampa di lancio Braido, già vice sindaco di Giancarlo Scottà per 10 anni, dal 1999 al 2009. Sembra concreto, sembra che la Lega scelga Giovanni Braido. Io sono vicino ad Arè, prima di tutto un amico e poi viene tutto il resto. Probabilmente è questo, però insomma va bene così. Amarezza assolutamente no. Me lo aspettavo, sì, non tutta la sede vittoriese era allineata sul mio nome, quindi, ma non c'è, ripeto, alcun problema, sono estremamente sereno. Dunque, sebbene per i vertici provinciali del Carroccio la situazione sia ancora in divenire, la corsa di Darè è tutta da scoprire se teniamo anche presente le sirene di Forza Italia. Solo ieri, ospite di Agrimont, il diretto interessato era Sibillino. C'è chi dice insomma che adesso Vittorio Veneto è suo. No, Vittorio Veneto è dei vittoriesi, ci sono tante forze politiche, ci sono tanti candidati, c'è tanta voglia di fare e vediamo. E mentre Fratelli d'Italia ha già messo sul tavolo il nome di Fabio Denardi, ma i rumors dicono che potrebbero tornare a sostenere il candidato leghista, resta il futuro dell'attuale vice sindaco di Vittorio, che solo qualche settimana fa sembrava il nome unico del Carroccio. Quello che farò io non lo so, sento Tony Darè che intenzioni ha, io ho sempre detto che io contro Tony Darè non avrei corso, perché prima di tutto contano altre cose e sinceramente poi sto bene anche a casa, quindi valuteremo il da farsi. Ma su una cosa Posocco è chiaro, dovesse scegliere di restare in gioco e farlo con Darè, sarebbe pronto a subirne le conseguenze politiche, legacy fuoriuscita dal Carroccio. Le scelte si fanno, cioè non rispetterei la mia persona innanzitutto, i miei ideali, i miei valori, quindi se decidessi di stare con Tony Darè lo faccio soprattutto per quello che mi ha dato in questi anni e per l'amico che è.